Ciao ragazzi, benvenuti a Malcesine, l'ultimo paese gardesano sulla sponda veronese del lago. Ed è un paese che lega la sua immagine a due elementi architettonici fondamentali. Da un lato il castello scaligero, che ha visto l'avvicendarsi di diverse dominazioni, dei Longobardi, i Franchi, gli Scaligeri per l'appunto, e poi i Visconti, insomma fino ad arrivare a francesi ed austriaci. E poi c'è il Palazzo del Capitano, questa bellissima costruzione edificata nel periodo scaligero, poi rivista in chiave gotica e da sempre dedicata al ruolo amministrativo della città, tant'è che adesso ospita gli uffici comunali. Ma Malcesine è molto altro, è natura, è terra, ambiente e territorio, e purtroppo anche qui è stato anche coronavirus. Una situazione come questa può insegnarci ad assaporare ogni momento. E qua siamo abituati a regalare momenti, a essere autentici, a proporci in tutto a 360 gradi per 365 giorni all'anno. Ora vogliamo ripartire con le linee guida che riceveremo. Spero che tutti piano piano riaprano e ricominci la nostra comunità a vivere e a trasmettere quello che tanto ha da dare alle persone. Dobbiamo ripartire dalla nostra voglia di riorganizzarci, la nostra voglia di dare un servizio al cliente. Quest'anno ci aspettiamo dei clienti italiani, dei clienti che ci possano dare nuove motivazioni. Come tutti i paesi del lago eravamo abituati a lavorare tantissimo con gli stranieri. Adesso in questa situazione, in questo momento, ci auspichiamo che anche l'italiano del territorio riscopra il nord del lago, riscopra Malcesine, che è un paese con delle caratteristiche intrinseche molto particolari dal punto di vista morfologico, un paese medievale, un paese che ha la montagna vicino al lago, un paese che può dare tanto, che ha una serie di aziende commerciali importanti che spaziano da ristoranti di medio buon livello a negozi che sono tanti e con varie caratteristiche. Sicuramente avremo questo incontro con il nostro turista, magari sentiremo di più le esigenze del turista stesso. Magari eravamo abituati ad avere dei periodi di altissima concentrazione turistica in cui li mettevamo magari in secondo piano, invece quest'anno sono sicuro che daremo il meglio di noi stessi.